Buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova web conference dedicata alla riqualificazione NZEB, promossa dalla rivista Zero. In questo viaggio che stiamo facendo in molte province del nord Italia, oggi ci fermiamo a Bergamo. Ci fermiamo a Bergamo con l'architetto Giorgio Secchi, che vedete già collegato e che saluto. Buon pomeriggio architetto. Buon pomeriggio anche a voi. E con l'architetto andremo ad approfondire non solo il caso studio che voi vedete già in questa prima slide, quindi questo condominio che è stato progettato in classe Gold, non è stato ancora realizzato, ma vedremo poi il perché con l'architetto, bensì andremo ad approfondire anche un secondo caso che è invece una riqualificazione. Anche questa certificata invece Casa Clima Gold, che è stata realizzata e che è relativa al ripristino, alla riqualificazione di un edificio unifamiliare. Entrambi questi progetti sono caratterizzati poi da un ampliamento, in questo caso in altezza, e vedremo appunto con l'architetto come è stato fatto anche questo ampliamento. Prima di lasciare la parola all'architetto Secchi, io ricordo naturalmente a tutti coloro che sono collegati che avete la possibilità di interagire con l'architetto ponendo delle domande nell'apposito menu a tendina che avete naturalmente alla vostra destra, e poi io girerò le domande all'architetto. Dopo questa brevissima introduzione io lascio la parola direttamente a lei, architetto, e andiamo a capire insomma come si progetta una riqualificazione in ZEB in classe Gold. Prego, architetto. Perfetto, grazie e buon pomeriggio ancora a tutti chi ci sta vedendo. Allora, sto cercando di capire se va avanti. Eccola qua, Ecco, perfetto, si ci va siamo. avanti. Perfetto, ci siamo. Ecco, come diceva l'architetto Bassi, sono Giorgio Secchi, sono un architetto dalla provincia di Bergamo, lavoro generalmente nella nostra provincia, alla fine della fiera, come discorso, e dal 2009 sono consulente Casa Clima. Faccio parte anche del direttivo del Network Casa Clima Lombardia, che è un'associazione no profit che ha lo scopo proprio di divulgare un po' a livello regionale quelle che sono le buone pratiche cosiddette dette e portate avanti dall'Agenzia Casa Clima in provincia di Bolzano. Per questo qua era un po' il discorso diciamo iniziale. Ecco, per poter capire e per poter fare un ragionamento sulla riqualificazione, soprattutto su una riqualificazione portata in classe Gold, va spiegato un attimino come funziona un po' la certificazione Casa Clima, anche perché è una certificazione abbastanza particolare. Sicuramente tanti di voi probabilmente magari hanno già avuto la possibilità di conoscere Casa Clima, o addirittura magari saranno anche consulenti, però penso che sia giusto fare un minimo di prefazione a tutto il ragionamento. Il progetto, una volta che viene redatto, il progetto viene redatto in scala adeguata chiaramente, quindi con tutti i particolari necessari per poter individuare successivamente con la documentazione fotografica i punti nevralgici e i punti più delicati dell'intervento che devono essere fatti. Al progetto scusate, il progetto poi viene mandato in agenzia e assieme al progetto viene mandato anche il Procasa Clima compilato, che è il programma di calcolo specifico dall'agenzia. Il progetto chiaramente è corredato, oltre che dai particolari, anche da una serie di elaborati che sono, per esempio, la verifica di elementi finiti di nodi principali, e considerato che il fabbricato dovrà essere certificato in classe Gold, alcune prerogative devono essere assolutamente portate a termine, gestite nel verso giusto. Per esempio, le temperature superficiali interne nei punti più critici non possono essere inferiori a 17 gradi, quindi le verifiche nei punti importanti, non so, per esempio gli attacchi dei serramenti, l'attacco dei balconi, eccetera, deve essere assolutamente verificato gli elementi finiti per verificare la temperatura effettiva in quei punti lì con gli elementi di isolamento che sono stati previsti, diciamo.
Una volta che il progetto va in agenzia, l'agenzia verifica tutti i progetti, quindi tutti i progetti che vengono mandati in agenzia e che saranno poi certificati sono tutti visti e validati dall'agenzia, quindi vedono il programma, vedono se ci sono degli errori, vedono se ci sono degli errori negli elaborati di progettazione. Se il tutto funziona, si passa, diciamo, l'agenzia dà l'ok per poter partire e nomina un auditore. L'auditore è diciamo, un tecnico nominato dall'agenzia, pagato dall'agenzia, che verrà a fare i sopralluoghi in cantiere in fase esecutiva, almeno un paio di sopralluoghi per fabbricati di modesta entità, quindi per esempio per la villettina che vedrete dopo, è venuto 2 volte a fare il sopralluogo, normalmente quando si posa il cappotto e normalmente quando si fa il blower door test finale. Dopodiché in fase esecutiva si realizzano le varie lavorazioni, deve essere fatta una documentazione fotografica importante che deve essere poi mandata in agenzia, e la documentazione si riferisce soprattutto a quei nodi particolari che sono stati sviluppati a livello di particolari esecutivi, in maniera tale da far capire che quello che è stato realizzato sul posto è uguale a quello che è stato disegnato a suo tempo. Chiuso tutto il discorso, recuperate tutte le certificazioni che vengono anche queste mandate in agenzia, per esempio quelle dei serramenti piuttosto che quelle per esempio del cappotto, le tipologie di cappotti che sono state usate, eccetera. Una volta che è chiuso il discorso, si fa, diciamo, quello che dovrebbe essere e che viene un po' detto come la prova finale che viene fatta proprio all'edificio in genere, quindi all'edificio se è un edificio singolo, oppure se è un edificio con più appartamenti, ha una certa quantità di appartamenti, il blower door test, che è diciamo, la prova di tenuta all'aria dell'edificio in pressione e depressione, e che nel caso di edifici da certificare, che verranno certificati o che sono stati certificati in classe Gold, non deve superare l'N50, non deve superare lo 0,6 come valore. Quindi è un passaggio abbastanza importante. Se non si supera il blower door test o se si esce da questo 0,60, chiaramente non si riesce ad avere la certificazione Gold. Uno può avere anche la certificazione in classe A, però c'è stato fatto tutto un ragionamento per rimanere, per avere la certificazione Gold diventa un problema, insomma, per chi ha fatto quei contratti, per chi ha fatto un po' tutti i ragionamenti che ci sono dietro a livello proprio commerciale anche, insomma. Ecco, il progetto che vi illustro, il primo progetto, è un progetto che abbiamo depositato già in agenzia, si è fermato purtroppo per il discorso del Covid, e è stato visto e già validato, diciamo, in agenzia. Devo mandare solo delle piccole modifiche per quanto riguarda il discorso degli impianti, che vogliono una documentazione più approfondita degli impianti, però ha già avuto l'ok in agenzia e dovremmo, spero, partire al più presto, adesso compatibilmente con le disponibilità che l'impresa purtroppo aveva prima e che adesso magari è un po' di meno, e comunque ora con la committenza stiamo definendo un po' il tutto per poter partire e sistemare quello che dobbiamo sistemare. È un edificio in comune di Dalmine, in provincia di Bergamo, ha una superficie, diciamo, avrà una superficie lorda totale di circa 945 metri quadrati e un volume lordo di 3.242 metri cubi quando sarà completato. Attualmente è un edificio composto da, e lo vediamo, questi qua sono gli elaborati che abbiamo mandato come stato di fatto, è un edificio composto da un piano seminterrato, un piano rialzato, un piano primo e un sottotetto realizzato, sottotetto che è stato sistemato, anzi rifatto negli anni 90, ed è una struttura anche abbastanza importante, anche abbastanza pesante per quello che è dal punto di vista proprio del peso, non tanto del bello del brutto, proprio del peso rispetto a quello che c'è sotto, perché ci sono dei pilastri, delle strutture in cemento armato che a vederle e pensare cosa c'è sotto fa un po' venire un po' così di tremor di gambe, come si suol dire. Però vabbè, a parte quello, l'edificio è un edificio degli anni 70 alla fine, e questa è la sezione. Ecco, vedete il tetto fatto con quella forma un po' mansardata,
e c'è sia questa parte alta che questa parte bassa, verranno come progetto verranno poi demoliti sia questa che questo, e verrà sopralzato con una struttura in legno, molto, molto più leggera, insomma. Ecco, queste sono le piante, quindi al piano seminterrato ci sono le autorimesse, le cantine, eccetera. Al piano rialzato ci sono 2 appartamenti, al piano primo ci sono 3 appartamenti e il sottotetto è abbastanza grande ed è completamente libero. Ecco, queste sono le fotografie dello stato di fatto, quindi avete un fabbricato con una struttura in cemento armato, con dei pilastri in cemento armato, quindi una struttura portante in cemento armato, quindi travi e pilastri, tamponato con diciamo con un mattone a faccia vista esternamente, internamente invece con uno stranissimo mattone, chiamiamolo così, perché sinceramente io nei lunghi anni di lavoro non ne avevo proprio mai visti. È una specie di calcestruzzo cellulare, però è calcestruzzo, cioè grigio, è come se fosse, per dire, gas beton, però grigio. E probabilmente quando è stato messo in opera, o l'hanno messo in opera in una stagione calda, quindi con tanto caldo fuori, l'hanno bagnato poco, oppure effettivamente il materiale doveva essere bagnato tantissimo prima di essere posato. Perché cosa è successo? E l'abbiamo visto quando abbiamo fatto i sopralluoghi. Praticamente tutto l'intorno interno si stacca e tra mattone e mattone, diciamo che sono mattoni da circa 35 cm per un 25 cm come elementi, la malta che c'è tra mattone e mattone praticamente, non dico che è sabbia, ma quasi praticamente è come se avesse prosciugato tutta la malta e l'acqua della malta e se l'è praticamente tirata dentro. Quindi c'era lì una parete che a toccarla, non dico che ballava, ma quasi. Infatti l'idea è stata poi quella che sicuramente dobbiamo demolire tutto e tirare via. Resterà quindi solo e soltanto il paramento esterno con il paramano a vista alla fine. Quindi queste sono altre fotografie, quindi sia quella parte qua sopra che quella parte qua sotto verranno demolite, così come verranno demolite e tagliate anche le gronde. Questi sono alcuni particolari per far vedere un po' lo stato dell'edificio e via. E questo qua è il sottotetto che vi dicevo, è un sottotetto con una soletta mista importante, con questi pilastroni da 75 cm per 30 con sotto questa specie, chiamiamolo plintino, quindi rinforzo che appoggia sulle travi che sono messe trasversalmente rispetto al fabbricato. L'unica roba che sotto questo pilastro da 75x30 c'è un pilastrino da 30x30, anzi qualcosa di meno di 30x30. Quindi al vederlo e sapere cosa c'è sopra, sapere cosa c'è sotto, insomma, ci abbiamo pensato sopra un attimino e abbiamo deciso probabilmente che valeva la pena demolire tutto e mettere su qualcosa d'altro sopra, molto, molto più leggero. Ecco, questa qua è proprio la prima tavola del piano seminterrato, che fa vedere soprattutto l'isolamento, il doppio isolamento sia dentro che fuori della muratura esterna, dai pilastri che ci sono al piano terra, che sono leggermente più grandi di quelli che ci sono al piano primo e al piano rialzato al piano primo, in modo da capire che comunque anche per poter realizzare un edificio per certificarlo in classe Gold, anche se è una ristrutturazione, bisogna partire dalla posizione più bassa possibile. Nel caso nostro avevamo questa possibilità di avere un fuoriterra rispetto del piano rialzato rispetto diciamo, al cortile esterno di qualche centimetro, anche di qualche mezzo metro. Siamo riusciti diciamo, risolvere il punto termico dell'attacco del solaio, che poi lo vedremo in una certa maniera, e ci ha consentito di poter evitare di andare fino sulla fondazione. Ecco, questo invece è la parte del piano rialzato, che diventerà un grande appartamento per i proprietari, con in fondo in questa zona, vediamo se riesco a farlo, in questa zona di destra uno studiolo, quindi diventerà un grande spazio per loro con questo studiolo sempre per loro.
diciamo che la fortuna che ho avuto è di trovare dei proprietari che erano disponibili a fare questo tipo di ragionamento, ma soprattutto erano proprietari di tutto lo stabile, quindi c'è la possibilità di veramente sventrare tutto, come si suol dire, quindi demolire tutto quello che c'era dentro, portare via, eliminare i serramenti, cambiare completamente tutto e ripartire praticamente tenendo la struttura e basta, insomma, come discorso. Qui esternamente, poi lo vedremo meglio, c'è un cappotto da 20 cm, c'è il paramano, quindi il mattone a faccia vista da 12 cm, c'è un poco di intonaco dentro e poi abbiamo messo un doppio strato di lana di roccia di 6 più 6 cm con la finitura interna in cartongesso, una doppia lastra di cartongesso da 2 cm e mezzo, quindi 1,25 per 2 volte, insomma. Questo è il piano primo. Diciamo che questa parte che voi vedete con il bordo esterno in azzurro è la parte in muratura e ha più o meno le stesse caratteristiche della parte sotto. Questa parte sopra invece, che è un piccolissimo appartamento che siamo riusciti a ricavare, sopra quello spazio dove c'era praticamente una veranda esterna, abbiamo ricavato questo piccolo appartamento e questo l'abbiamo fatto già in legno, quindi il sopralzo è fatto con un X-Lam in legno, sempre con delle putrelle che vedremo, le vedremo poi dopo ancora, delle putrelle che vanno a riprendere i pilastri che ci sono sotto, così come ha chiesto l'ingegnere, però strutturalmente un X-Lam con queste putrelle in legno. Esternamente però qui abbiamo preferito mettere una lana di roccia, sempre da 20 cm, e internamente c'è un doppio strato sempre di lana di roccia, questa volta però da 8 cm più 6. Poi sempre la solita finitura in cartongesso internamente. Le pareti interne, sia sotto che sopra, tutti i tavolati divisori sono tutti in cartongesso, in maniera da alleggerire il più possibile la struttura portante. Questo è il sottotetto anche qui è fatto anche questo con una struttura in X-Lam, con la ripresa dei pilastri che ci sono sotto, con delle putrelle della H&A da 240 come sezione, e sopra c'è una trave che collega tutte le putrelle, comunque poi lo vediamo nei particolari. Ecco, qui c'è sempre l'isolante esterno in lana di roccia, c'è chiaramente l'X-Lam, che è un X-Lam però a 5 strati, quindi per essere certi di avere alla fine la tenuta all'aria sicura, abbiamo preferito scegliere quello a 5 strati invece che quello a 3, che quello a 3 magari alcune volte crea dei problemi, insomma. Comunque l'abbiamo fatto con l'X-Landa 5 e anche qui abbiamo fatto tutto con il cartongesso, sia le pareti interne che i tamponamenti. Ecco, queste qua diciamo sono le tavole che noi abbiamo mandato in agenzia, sono quelle che poi arriveranno in cantiere. La scala anche di queste tavole vedete che è al 25, quindi i particolari sono già abbastanza evidenti in pianta, quindi quando si arriva in cantiere che si riesce ad attaccare diciamo la tavola sulla muratura per capire cosa si sta facendo, si ha già una vista abbastanza importante di quello che deve fare l'impresa. Ecco, per quanto riguarda l'impresa, ho avuto un'ulteriore fortuna perché siamo riusciti a concordare con loro, cioè a loro interessava fare questo cantiere, fare un cantiere come se fosse un cantiere prova, tra virgolette, in maniera tale da capire cosa vuol dire e come si realizza un edificio, soprattutto un edificio in classe Gold, quindi così spinto, un edificio passivo alla fine, con tutte queste, tra virgolette, non tanto prescrizione, ma queste accortezze, quindi la possibilità di fare lavorazioni che devono essere assolutamente fatte in maniera precisa, in maniera accorta, perché se poi alla fine quel famoso blower door non ci dà il risultato che vogliamo avere, diventa un problema. Quindi ho avuto anche questa fortuna di avere un'impresa che fa, dai, facciamola, e se serve qualcosa addirittura sarò magari da loro anche in ufficio alla sera con il personale a dare delle indicazioni.
quindi anche quello mi ha particolarmente fatto piacere, insomma. Ecco, sul tetto, che diventerà un tetto piano a questo punto, c'è un campo fotovoltaico da 14 kW e mezzo, di picco chiaramente, che servirà tantissimo la parte sotto, la parte dell'appartamento piano rialzato del proprietario, e poi servirà comunque per una certa quantità, un pochino meno, gli appartamenti sopra. Servirà poi per alimentare quello che sarà l'impianto di riscaldamento degli appartamenti che vedremo dopo. Ecco, questo dovrebbe essere... Interrompo solo un momento prima scusi. di andare avanti e facciamo vedere un po' anche i prospetti. Lei ha parlato di un sopralzo in legno, in particolar Sì, modo in Island. Perché è stato scelto il legno? Solamente perché è più leggero rispetto, chiamiamola, a una soluzione costruttiva tradizionale più massiva, o anche perché permette, non lo so, qualcosa in più anche dal punto di vista, penso, del comfort magari interno? Non lo so. Sicuramente sono le due cose che danno, soprattutto la prima, quello di essere molto leggero, siccome la struttura sotto non è una struttura, cioè non volevamo fare interventi che rinforzassero anche le strutture, quindi di rinforzo della struttura, perché dalle verifiche che ha fatto un ingegnere, il fatto di togliere quel tetto molto pesante e mettere una struttura molto più leggera ci consentiva di non fare interventi riferiti proprio alla parte sismica, insomma, che andavano a complicare in maniera esagerata tutto l'intervento. Oltre a complicare l'intervento, sicuramente Certo. ci alzava in maniera importante i costi. Quello del comfort è sicuramente un'altra cosa importante che va assolutamente tenuta in considerazione. E poi l'altra che secondo me è molto importante è che si riesce a realizzare fuori diciamo, dal cantiere tutta la parte diciamo, di struttura in legno, quindi la demolizione si comincerà a realizzare quando siamo quasi certi che la struttura in legno è quasi pronta, in maniera tale che resta la struttura veramente poco scoperta, in modo da evitare eventuali, a parte che vabbè, impermeabilizzeremo sicuramente il solaio, però evitiamo che resti lì una struttura all'acqua per tanto tempo, insomma. Così riusciamo a far combaciare, diciamo, le fasi lavorative in maniera abbastanza precisa alla fine della fiera. Quindi, ecco, Poi dopo il concetto è un po' quello, insomma. ha già risposto un po' anche lei, se non erro, sulla scelta dell'Ixlam e non un sistema a travi e pilastri, proprio per la questione della tenuta all'aria. Ecco, quindi, Esatto, soprattutto per quello, e poi perché vabbè, anche l'ingegnere ci ha chiesto di utilizzare quello invece che utilizzare una struttura a telaio, anche se la struttura a telaio poteva pesare anche magari un meno. pochino meno, esatto. Però alla fine ha preferito lui usare anche quella, e per me andava anche bene, mi sono trovato anche Certo. d'accordo, quindi siamo andati avanti in quel senso lì, insomma, alla fine. Quindi sarà una bella sfida anche per l'impresa andare a coniugare anche questi due sistemi costruttivi che Sì, sono un po' sì, diversi, insomma. sì, Metterli soprattutto insieme. le nastrature, quelle robe lì sarà veramente una roba un po' da star lì a discutere anche tanto. Qui a discutere, a metterci un po' di testa, soprattutto dico io, perché è questione di capire qual è il problema. Una volta che l'hai capito, certo, mettere i nastri, dico la verità, è un po' un casino perché si attaccano dappertutto, però quando uno ci mette su un po' la mano diventa una cosa anche abbastanza semplice. L'importante è ricordarsi di metterli, e l'importante per me è ricordarmi di vedere se li ha messi, perché sennò diventa un problema alla fine, insomma. Vabbè, che sicuramente faremo 2 prove di blower door, le faremo prima di fare la controparete in cartongesso, in maniera tale che se c'è qualche problema si evidenzia subito. Però chiaramente se i problemi non ci sono, va tutto meglio, insomma, anche tutto il lavoro viene via in maniera più precisa e più veloce, insomma. Perfetto, la Ecco, ringrazio. niente, ecco, questo qui sono i 2 prospetti, e gli altri prospetti sul retro, con quell'elemento a 45 gradi, quel tetto a 45 gradi, che è parzialmente sul vano scala
un pezzettino entra dentro, anche se poi non l'abbiamo anche poi controsuffitato, perché ci interessava controsuffittarlo, perché l'ingegnere chiedeva che ci fosse una controventatura anche di sopra fatta con l'USB. Questa è la sezione, anche questa sezione in scala al 25, e vedete un po' questi rettangoli, diciamo. Questi rettangoli sono un po' tutti particolari che poi sono stati mandati in agenzia. Adesso questi sono alcuni, perché poi c'è l'altra sezione e altre cose dove ci sono indicati altri particolari. Sicuramente noi oggi come particolare, perché adesso non li ho messi chiaramente tutti, vedremo sicuramente questo particolare. Questo qua che è l'attacco, si vede poco, però è l'attacco del pilastro sotto sulla soletta, la risoluzione di quel ponte termico qua, questa risoluzione del ponte termico, questa e poi un po' tutta questa più un pezzo di questo qui come particolari. Che sono quelli, diciamo, che mi sembravano quelli un pochino più così che potessero essere così compresi meglio, insomma, alla fine della fiera, giusto per capire come si deve fare per arrivare in fondo senza grossi problemi, insomma, ecco, era quello il discorso. Quindi ecco, questo è proprio il primo particolare, questo è il cortile interno. Architetto, perché c'è Sì, una domanda, quindi gliela faccio subito e poi sì, entriamo negli dica. altri particolari. Chiedono se la cubatura supplementare che c'è Sì. praticamente è derivata dall'indice di fabbricabilità oppure da qualche bonus eventualmente No, previsto. l'abbiamo recuperata con il discorso del recupero sottotetto. Stranamente è la prima volta che mi capita che il recupero del sottotetto me l'hanno fatto fare utilizzando un'altezza media di 2,40, però non l'altezza media tra diciamo, la gronda e il colmo, ma mi ha fatto fare il tetto piano. Non so, l'ho discusso con l'ufficio tecnico, per loro andava bene, alla commissione paesaggio andava bene, mi ha fatto fare diciamo, questo sottotetto con un'altezza media di 2, non con un'altezza media, con un'altezza di 2,40, invece di avere l'altezza media di 2,40 è un'altezza proprio tutta di 2,40, quindi con una soletta piana alla fine, con un solaio piano. Quindi ho proprio utilizzato la norma sul recupero dei sottotetti, che ti consente di demolire, alzarti fino a una certa altezza e recuperare con la media ponderale di 2,40. Ripeto, sono anche lì stato abbastanza fortunato che ho fatto fare il tetto piano, che mi sembrava, cioè alla fine mi ha dato anche l'impressione di aver fatto qualcosa di un pochino più simpatico dal punto di vista estetico, insomma, poi lì sono sempre scelte che sono abbastanza personali, insomma. Ecco, questo come vi dicevo è l'attacco a terra diciamo dell'isolamento. La parte gialla che vedete sotto è in vetro cellulare e poi parte il cappotto da 20 più la rasatura interna e la rasatura esterna. Internamente vedete sono sceso circa 1,5 metri dalla quota del solaio con l'isolamento, con un cappotto interno, con un cappotto in lana di roccia da 16 centimetri. Poi siccome qui non mi bastava per avere una temperatura superficiale interna sufficiente a garantirmi i miei 17 gradi, ho dovuto mettere ancora un 6 cm di stiferite internamente. Ecco, teniamo conto che i valori di trasmittanza delle pareti vanno dallo 0,11, se non ricordo male, ce ne sono alcune che sono addirittura di 0,09, quindi sono valori veramente bassi. Anche perché passiamo da un fabbricato che così calcolato spannometricamente con il Procasaclima di circa 300 kW, alla fine dovrebbe essere un fabbricato di 4 kW per metro quadro anno, quindi il passaggio di classe è importante, insomma, come discorso. Quindi qui vedete il paramano interno, il doppio strato di lana di roccia da 6 cm e il monoblocco, la base del monoblocco dove poi verranno inseriti dentro i serramenti che sono previsti
in PVC, sono dei serramenti in PVC della Internorm con delle trasmittanze attorno allo 0,95-0,96, quindi sono serramenti molto molto performanti, con un triplo vetro, con il giunto caldo, eccetera, quindi sono abbastanza importanti come discorso. Andando avanti, questa è la risoluzione del ponte termico del pilastro che vi dicevo, sia nella sezione trasversale alla trave che longitudinale alla trave, sempre scendendo giù col 1,50 m di cappotto e sempre sopra con la stiferite. Ecco, questo invece è l'angolo esterno tra diciamo, la parte interrata e il piano primo, dove sotto chiaramente non c'è niente, quindi c'è freddo. Siamo usciti sempre col cappotto da 16, poi siamo partiti con quello da 20, con tutta la stessa soluzione che abbiamo visto nel primo particolare. Questo invece è, come dicevo, il particolare riferito al balcone. Non potendo demolire il balcone e dovendolo tenere, il ponte termico l'abbiamo risolto mettendo un 8 cm, se non ricordo, 10 cm di EPS sia sotto che sopra, 6 cm sul fronte davanti. Qui vedete il particolare del monoblocco del frangisole con il serramento inserito, e anche questo è poi attaccato sotto diciamo, sotto la soletta, e sopra c'è la parte sopra del serramento che poi si vedrà anche in un altro particolare con un primo strato di vetro cellulare e sopra invece sempre il monoblocco prefabbricato sempre in XPS. Questa è la zona dove il muro sopra è arretrato rispetto al muro sotto, e qui abbiamo dovuto fare una serie emettere una serie di isolamenti sempre per arrivare ad avere in questo punto i nostri famosi 17 gradi, ma soprattutto averli anche qua sotto. Quindi c'è una strisciata di stiferite sotto, sempre di 5 cm. Sopra qui invece abbiamo messo una stiferite da 12, se non ricordo male, più altri 5, e sotto c'è sempre il cappotto invece da 20 più il doppio pannello in lana di roccia. Adesso tutti i particolari normalmente, adesso gli altri non li ho messi, però generalmente faccio il particolare con gli elementi colorati per far vedere diciamo, gli isolamenti, e dall'altra parte dove ci sono poi le nastrature, i freni di vapore e tutto il resto che serve per poter avere poi un elemento finito correttamente. Questo è il particolare orizzontale, la sezione orizzontale del serramento. C'è sempre quell'elemento del monoblocco con una spalla da 80 mm. Qui c'è il frangisole. Abbiamo cercato di tenere il serramento più fuori possibile, compatibilmente con la posizione diciamo, del frangisole, ma senza dover uscire a sbalzo, diciamo, con il monoblocco sulla facciata. Quindi siamo rimasti dentro e il serramento chiaramente è venuto leggermente più in dentro. Avrei voluto tenerlo fuori, però non volevo ricreare una situazione di aggetto fuori sulla finestra, perché lo vedremo dopo nell'altro intervento, che quello ho dovuto farlo per forza e non sta neanche male alla fine, però qui non volevo farlo. Questo invece è un po' il particolare della putrella su sopra, al piano, diciamo, sottotetto, l'elemento in X-Lam, il cappotto esterno in lana di roccia, e il doppio strato di lana di roccia interno, il freno vapore che gira attorno in maniera tale da evitare che ci possa essere una migrazione di vapore, e qua ho indicato anche diciamo, l'elemento che terrà su poi, la mensola che terrà su poi il rivestimento in HPL del piano, quello che avete visto poi nei prospetti giallo e grigio. Sono un elemento, un rivestimento in HPL che viene tenuto su da queste diciamo, queste mensoline in alluminio. Dietro c'è il thermostop da 1 centimetro che mi attenua in maniera importante il ponte termico che si potrebbe creare, il ponte termico puntuale che si può creare in questa posizione.
Questo è un altro particolare della zona, diciamo, sopra quel piccolissimo appartamento che avevate visto, dove però già si vede come sarà fatto anche la struttura del tetto di copertura. Internamente ci sono delle travi in lamellare, c'è diciamo, le perline di controsoffitto, le perline che restano a vista. Poi c'è sopra uno strato di OSB che è quello che mi fa da controventatura a tutto il discorso, e poi sono 30 centimetri, no, anzi 28 centimetri di lana di roccia e 2 centimetri di fibra di legno sopra, perché volevamo poi, siccome potremmo utilizzarlo per altre cose, stavamo poi valutando e abbiamo preferito mettere su 2 centimetri diciamo, di fibra di vetro, di fibra di legno ad alta densità, per poi eventualmente poterci camminare sopra. Però qui, vabbè, in quel caso qui abbiamo fatto un tetto ventilato, chiamiamo, anche se piano, quindi la ventilazione sarà veramente minima, però abbiamo cercato di dargli un minimo di sfogo d'aria, in maniera tale che se si crea qualche non so, qualche possibilità non so, di condenso o roba del genere, ci possa essere la possibilità di sfogare anche a livello proprio di circolazione d'aria da una parte e anche dall'altra. Adesso poi ho visto che ci sono degli estrattori, che sono degli estrattori elettrici che hanno una piccolissima pannello fotovoltaico che funzionano continuamente e tirano fuori proprio l'aria da queste coperture. Li stavamo valutando, li stiamo vedendo, se ritengo che funzionano, probabilmente le possiamo mettere in opera. E sopra ci sono sopra 5 cm di ghiaietto per tenere giù il tutto. Insomma. Abbiamo messo chiaramente un altro strato di USB per poter poi mettere il ghiaietto e l'impermeabilizzazione, quella proprio per l'acqua. Ecco, questo è lo spaccato del sottotetto con tutti gli elementi, quindi questo qui è sul finito, questa qua è la parte sempre con dentro tutti i teli e i nastri che devono essere messi in opera, la parte di legno, quindi la parte in X-Lam, la trave sopra che unisce i vari pilastri, la trave lamellare che fa da solaio, e qui c'è sopra sempre la perlina e lo strato di USB. E questa è la struttura in ferro con l'elemento che terrà poi la grondina che è fuori al spazio ed è leggermente sopralzato rispetto al piano finito, quindi ci sarà uno spazio di circa un 10 cm di aria di vuoto, che mi serviva anche un po' per rendere più leggera quella struttura lì dal punto di vista proprio visivo. Questo è il particolare in scala più grande, in maniera tale che si veda meglio, con tutti i vari elementi. E qua vedete il pacchetto del tetto, che alla fine sono 30 cm di isolante come discorso. Questa è la parte di tetto parzialmente sopra la scala e parzialmente entra dentro però anche nell'appartamento, un pezzettino di appartamento. Sono sempre i famosi 30 cm di isolante, c'è sempre la ventilazione. Qui ho potuto fare il colmo ventilato, quindi ho dato la possibilità di sfogare anche l'aria su sopra, e questa è un po' quella parte, diciamo, quella parte lì con le indicazioni che devono essere date per poter realizzare il discorso in un certo modo. Ecco, questa è la parte riferita al serramento, prima l'abbiamo visto in sezione orizzontale, questa è la sezione verticale dei due serramenti, quindi il monoblocco va praticamente da cielo, da soffitto a sotto, e quindi è un elemento che mi consente di essere abbastanza, direi anzi assolutamente preciso per quanto riguarda sia la posa in opera, perché il muratore dovrà solo e soltanto fare il foro, predisporre il foro nella parte di muratura, e quello che fa il legname è predisporre il foro giusto del legname. Si monta il monoblocco, viene sigillato il monoblocco, viene schiumato, nastrato il monoblocco, e quando arriva il serramentista a posare il serramento, praticamente restano veramente pochissimi millimetri per poter incastrare il serramento, quindi va dentro in maniera assolutamente precisa, con tutte le nastrature sia nei nastri espandenti che i nastri, per evitare i passaggi d'aria che devono essere messi. Ecco, ho messo questo particolare perché è un particolare che mi sembra interessante
la muratura, il tavolato, il muro di divisione tra i diversi appartamenti alla fine della fiera. È fatto anche lui in cartongesso, ci sono due lastre esterne, quindi due lastre a destra e due lastre a sinistra, una da 1,25 cm, l'altra da 1,5 cm. In mezzo c'è una lastra, proprio silent board si chiama, quella della Knauf, che è posta per il passaggio dei rumori, e poi ci sono all'interno, chiaramente, abbiamo messo sempre la di roccia ad alta densità, che ci consente di, oltre ad avere sempre comunque una lama d'aria dentro, quindi staccare le due robe, ed è una cosa che è abbastanza interessante, perché dal punto di vista dell'isolamento acustico decisamente buono, insomma. Ecco, chiaramente l'isolamento acustico ci dobbiamo sempre ricordare dalla parte sopra e dalla parte sotto. Sotto ci saranno tutti gli elementi, diciamo, previsti per la posa del cappotto, in maniera da disgiuntare disgiungere le due strutture. Ecco, qua sopra invece, come vedete, c'è un ulteriore strato di USB. Il tecnico che ha fatto la parte fatto lo studio fonometrico del discorso, la parte acustica, mi ha chiesto specificatamente di raddoppiare in quella posizione qua per almeno 2 metri i pannelli di USB, perché ha il problema che ci potrebbe essere un passaggio di rumore, diciamo, in questo senso. E quindi, vabbè, ho messo sulle parti interessate dalle murature ci andrà questo doppio strato di USB. Stessa storia, chiaramente questa è una sezione verticale, stessa storia nella sezione orizzontale, quindi la muratura è sempre la stessa, l'attacco al pilastro, anche qui ci sono i disgiuntori e c'è tutto quello che deve essere messo per evitare che ci siano qualsiasi possibilità di passaggio di rumore. Qui sotto abbiamo messo la barriera, diciamo il pannello fonoisolante che va messo sotto. Non l'ho messo qua sotto perché, siccome diciamo le canalizzazioni e tutte diciamo, gli impianti che sono poi riferiti alla parte, soprattutto alla parte elettrica e alla parte idraulica dell'acqua, andranno poi dentro direttamente nelle pareti in cartongesso, quindi non ho grossi problemi. E ho preferito metterlo qua invece che metterlo proprio sotto, insomma. Dopodiché l'impianto di riscaldamento è un po' particolare, che non ha alcune necessità, e di conseguenza andava bene lì. Ecco, questi sono quelli che vi dicevo, le verifiche agli elementi finiti. In quel caso qua, in quel punto qua, abbiamo 18 gradi e 1, quindi siamo abbondantemente sopra ai 17 gradi. Sono alcuni esempi, qui ho 18, 17 e 6, che è poi quell'elemento qui, che è l'elemento di attacco diciamo, del serramento sulla soletta al piano primo. Adesso ho indicato questi, non so se ce ne sono degli altri, che c'è anche questo. Ecco, questo qui che ci ha fatto un po' diventare un po' matti, abbiamo 17,1, però è stato fatto nel punto dove ho l'attacco più che l'attacco, la messolina che mi serve per tenere su il rivestimento in HPL, e l'attacco sempre che è in alluminio, e questo attacco sempre in alluminio, che è quello dove si incastrano dentro le travi del solaio. Quindi sicuramente spostato in là di 10 cm, quel 17 qua sale già su io dico, non dico 18, ma quasi 18, insomma. Però nel punto più critico abbiamo sempre comunque i 17 gradi superati. Ecco, questo invece è il discorso dell'impianto, lo schema dell'impianto. L'impianto è un impianto, cioè ogni appartamento ha un suo impianto, ed è fatto con degli aggregati compatti della Nilan che vengono installati in ogni appartamento. Nell'aggregato compatto, visto la pochissima necessità di energia che ci serve per riscaldare e raffrescare diciamo, l'appartamento, abbiamo pensato di utilizzare questo impianto, quindi sia la parte calda, sia il raffrescamento che il riscaldamento è fatto con la ventilazione meccanica con recupero di calore,
c'è chiaramente uno scambiatore, c'è una piccolissima pompa di calore che dà più o meno 1,5 kW, che fa un po' di caldo, un po' di freddo a seconda della stagione, e la stessa pompa di calore riscalda i 180 litri di acqua calda che è il boiler qua sotto. Praticamente è come avere un armadio in casa della larghezza, della dimensione di 2 metri per 60 per 90, dove c'è dentro tutto. L'impianto è tutto questo ed è portato in giro dalle tubazioni della ventilazione meccanica, quindi anche la quantità di aria che viene portata dentro è veramente poca, cioè, è quello proprio dalla ventilazione meccanica, quindi non c'è un flusso d'aria importante, non si sente neanche, cioè proprio quasi quasi non si percepisce neanche che sta riscaldando o raffrescando. Diciamo più riscaldando, perché abbiamo visto che è già capitato in altre situazioni che il raffrescare in fabbricati ad altissima efficienza così, se si sta ben attenti a tenere le veneziane chiuse, le tapparelle chiuse, nelle fattispecie i frangisoli chiusi, e chiusi perlomeno che non batta il sole sul vetro, entra veramente in funzione poche volte, insomma, l'impianto di raffrescamento, qualche volta quando proprio scappa qualcosa. Ecco, un po' questo qui, ecco, questo qui era un po' il conto finale che abbiamo fatto, è una Gold da 4 kW, di conseguenza una Gold fabbricato, veramente ci siamo abbassati di tantissimi kilowatt per metro quadro anno. Questo era un po' il primo caso, questi qua sono due cose così brutali proprio per capire come sono i volumi e basta, diciamo. Prima di passare al secondo Sì, caso, chiedo tra l'altro anche un po' di essere un pochino più conciso, insomma, perché il tempo a sì, nostra disposizione sì, qua ci ho visto. è abbastanza relativo, diciamo Sì, così, però volevo chiederle, volevo farle una domanda che sicuramente è molto attinente con un po' anche la legislazione, la normativa sì. attuale. Parlavamo prima io e lei. Secondo lei un intervento come quello che ci ha fatto vedere adesso potrebbe rientrare in questo famoso ecobonus 110% di cui si sta ancora aspettando i decreti attuativi? Ma io penso proprio di sì. Diciamo che passiamo, secondo, se dovessimo fare un ragionamento con CENED, penso che passeremmo da una G a una A più, cioè a una A4, quindi salteremmo, non so quante classi sono, penso, perché alla fine saltiamo tutte le classi, andiamo, diventa un edificio passivo alla fine, quindi cioè, su questo penso che non ci siano problemi a poter, il giorno che veramente si potrà capire cosa ci daranno con questo 110% e si riuscirà a capire effettivamente come impostarlo, penso che non ci siano assolutamente problemi. Insomma. Quando si fanno salti di queste quantità, cioè più di così penso che non si possa andare, insomma, alla fine. Un'altra Diciamo che domanda. col fotovoltaico, quella casa qua Mm. è completamente indipendente, adesso poi loro metteranno anche gli accumulatori, quindi alla fine Certo. Un'ulteriore domanda e poi sì, passiamo al secondo intervento che vedete è stato realizzato, anche su quello che vedete, se non mi sbaglio, è lo stato di fatto. sì, È era lo pre- stato di fatto. lei ha previsto eventualmente anche un'analisi strumentale a posteriori, ad esempio con termoflussimetri, per controllare le prestazioni dell'involucro, oppure... Diciamo che per adesso no, però siccome il proprietario è un elettricista, ha una ditta, un'impresa che fa impianti elettrici, sicuramente tutta la parte domotica verrà realizzata, quindi anche per esempio tutta la gestione delle tapparelle, la gestione Mhm. non tanto delle tapparelle dall'alza a bassa perché mi piace vederle alzare e abbassare, ma soprattutto per seguire l'andamento del sole in maniera tale che non ci siano problematiche quando il sole è alto e quando il sole spara sulle vetrate. Io devo essere certo che quelle vetrate lì, le tapparelle devono scendere, si devono orientare in maniera tale che non mi facciano toccare, non mi facciano battere il sole sul vetro, se no diventa un problema. Insomma. Quindi già quello, e quindi sicuramente ci sarà per esempio il discorso per quanto riguarda la CO2 ed altre cose, sicuramente saranno inserite.
Altre verifiche, quindi con le verifiche delle temperature superficiali interne al pacchetto, no, quelle non le abbiamo previste, perlomeno per adesso non le abbiamo previste. Ok, No. è una domanda così, una curiosità, No, insomma. no, beh, chiaro. Sarebbe bello perché effettivamente sono casi che potrebbero essere tenuti sotto osservazione e monitorati in maniera Certo. importante. Ecco, questo invece è un altro intervento, lo farò in maniera più veloce. Lo stato di fatto, il stato di progetto così come l'avevamo pensato, poi bello o brutto qua è sempre personale il discorso. Ecco, queste qua sono le piante che abbiamo mandato, abbiamo cominciato a isolare qua dalle fondazioni, quello lo vediamo più avanti. Questa è sempre la sezione con i particolari che poi sono stati così mandati in agenzia. Questo è un altro Anche questo, particolare. la interrompo un istante Mi perché dica. abbiamo tempo. Anche questa comunque è una sopraelevazione, vero se non erro? Esatto, è una sopraelevazione sempre, una struttura degli anni 60, tolto il tetto, sopralzato con una struttura in X-Lam sempre. Ok, perfetto. Giusto per capire, insomma, che Sì, quello sì, che ho fatto vedere prima, che è ancora a livello di progetto, può essere questa invece tranquillo. l'abbiamo realizzata, sì, sì. Qui vediamo Una una di quelle scala minore, insomma, però la vediamo adesso realizzata, insomma. realizzate, In scenari esatto, diversi sicuramente, ma la vediamo realizzata. Solo questo, prego. esatto. Ecco, questi sono i particolari, sempre, questo è il particolare dove c'è quella terrazza diciamo, al piano primo, questo è l'attacco a terra con un XPS, l'attacco a terra sempre fino alla fondazione, abbiamo rinforzato la fondazione in questo caso perché il fabbricato lo richiedeva. Quello giallo che vedete è l'isolamento fatto con il vetro cellulare e qua abbiamo utilizzato il vetro cellulare e non abbiamo fatto il vespaio. Sopra il vetro cellulare ci sono, sopra i 10 cm di vetro cellulare ci sono altri 12 cm di stiferite per poter avere sempre le temperature giuste e qua lateralmente abbiamo messo un pannello di stiferite con il cartongesso sempre per avere i famosi 17 gradi nei punti peggiori, diciamo. Insomma. Questo è l'attacco del tetto, qui ci sono anche qui 30 cm di lana di roccia, il tetto è un tetto in lamiera con una ventilazione, la ventilazione viene presa da qua sotto e poi tirata su fino su in cima e esce poi qua sopra, insomma. Anche qui sono stati utilizzati i monoblocchi. Anche qui abbiamo utilizzato i monoblocchi e qui abbiamo utilizzato dei serramenti in legno dalla Wolf-Enster di Bolzano e anche qui abbiamo utilizzato dei monoblocchi dati da loro direttamente con chiaramente anche qui le persiane come sarà per le altre, sono persiane motorizzate che possono essere gestite in maniera così direttamente con la domotica piuttosto che col pulsante, insomma. Ecco qua, quello che vi dicevo prima, vedete che in alcuni Giusto. punti, sia qua sopra che qua sotto, in alcuni punti ho dovuto per forza mettere la veneziana e il frangisole diciamo esternamente, se no non avrei, se l'avessi messo dentro non avrei avuto dietro non avrei avuto il cappotto in quella posizione qua, quindi ho dovuto per forza realizzare un qualcosa esterno e poi lo vedrete un cornicione esterno che non sta neanche male alla fine, per poter inserire dentro la veneziana. Questo sempre per evitare di avere dei punti dove ci possono essere dei punti termici, insomma, soprattutto in una Golf che diventa praticamente impossibile. Anche qui sono le solite verifiche agli elementi finiti per capire, qui c'erano 18 gradi e 7, qui ci sono 17 gradi e 5, si legge male, comunque fidatevi perché è così, insomma. E per avere appunto il discorso sugli elementi finiti giusti. Questo è un po' il cantiere, qui il rinforzo della soletta, qui scusate, delle fondazioni, qui il rinforzo dei solari, abbiamo fatto anche 2 pilastri, la parte esterna che l'abbiamo raddrizzata un attimino perché probabilmente l'abbiamo gettato contro terra, quindi abbiamo dovuto raddrizzarla per poter mettere il cappotto. Qui il cappotto esterno che parte dalla fondazione e sale su un cappotto sempre da 20 cm, in XPS con la parte qua sotto e in EPS sopra.
Questa, la parte del vetro cellulare dentro, è stato chiaramente sigillato con i prodotti della Fonglass, da 10 cm, poi sopra gli sono andati sopra due strati da 6 cm di stiferite, le vedete sotto, qui il primo strato e qui lo vedete più alto il secondo strato. Questa è la fase di... Scusi? La faccio Dica. tornare indietro di una slide. Perché ha utilizzato in questo caso qua i pannelli in vetro cellulare nella parte interrata? Perché ho visto poi che l'aveva utilizzato anche nell'altro progetto come partenza in pratica del cappotto, se non erro. Esatto, sì. Diciamo che il vetro cellulare dal mio punto di vista per me è uno dei materiali veramente interessanti. In questo caso il vetro cellulare è impermeabile all'acqua, è impermeabile ai gas, quindi se si fa, se si fa una posa corretta, quindi posato secondo le indicazioni che dà la ditta fornitrice, si ottiene una vasca completamente impermeabile sia al gas radon che all'umidità. Quindi, siccome gli spazi che avevamo anche non volevamo scendere tanto e non volevamo fare il vespaio, perché fare il vespaio vuol dire fare il vespaio poi rimettere sopra tutto l'isolante. Qui invece riuscivo partendo già con un isolante a isolare completamente da radon e da umidità, quindi da parte sotto. Poi sopra metto la parte di isolante che mi interessa e chiudo poi con quello che mi serve senza dover più mettere e senza dover avere un ulteriore strato, cioè anche a livello di costo costa decisamente meno così. Questa è la domanda che volevo farle in pratica, perché comunque il vetro cellulare è un prodotto, diciamo, materiale Esatto, che ha un certo costo, però tenendo esatto, conto dell'analisi dei costi-benefici, dei lavori da effettuare, esatto. ovviamente dovendo fare appunto un vespaio aerato e utilizzare invece un vetro cellulare, sicuramente questa Si risparmia, alternativa esatto. vi Diciamo do. poi in quel caso qua avrei potuto utilizzare un vetro cellulare più alto, per dire, no? Mm. Invece noi abbiamo risparmiato un po' sul vetro cellulare, in maniera tale da avere comunque la garanzia che non ci fossero passaggi né di umidità né di gas radon, li abbiamo sigillati in maniera perfetta che poi il blower lo deve confermare, e poi abbiamo messo su due strati di isolanti che costano decisamente meno, insomma. E anche Certo. l'ATS cominciano a capire che è un discorso che funziona, insomma, alla fine. Mm, mm, mm. Soprattutto quando si confina i radon in maniera precisa, insomma. Fondamentale questo. Esatto. Ecco, questa è la parte invece riferita al montaggio della struttura in legno, che vabbè, è il solito montaggio di struttura in legno. Questo è il montaggio del tetto, dell'isolamento del tetto. Abbiamo messo vabbè, un freno vapore sopra, abbiamo messo i primi 12 centimetri di lana di roccia, ho messo questi bocconi di legno, sopra abbiamo avvitato il passafuori che farà poi da gronda, e poi come vedete siamo andati contro al passafuori con un arco 12 centimetri, 15, 12, 12, 24, e gli ultimi 6 centimetri che li vedete qua sotto nella fotografia centrale sotto sono gli ultimi 6 centimetri che chiudono il pacchetto di 30 centimetri. Chiaramente prima di mettere giù i pacchetti di isolante abbiamo messo queste strisce che sono delle strisce che ci consentono il punto chiodo, diciamo, invece di essere come quelli che vedete sotto dei quadrettini, è tutta rastrisciata, perché poi non so dove cavolo vado a prendere quando devo mettere il passachiodo, la vite che da qua mi arriva giù sotto, non so dove vado a prendere, quindi devo per forza mettere il passachiodo lungo tutta la fila, diciamo. E quindi quelle cose qua sono i particolari importanti, perché se non ci fosse quello bucherei buco il telo, il freno vapore, e se non c'ho qualcosa che lì mi chiude la vite, che mi si stringe contro la vite, mi uscirebbe vapore probabilmente e avrei delle problematiche bestiali dentro nel pacchetto dell'isolamento, insomma, con problemi di marcescenza importanti. Così invece siamo tranquilli e sicuri. Ecco, qui vedete ancora, questa è la posa della parte sopra, sempre, ecco, una cosa importantissima, va sempre innastrato tutto naturalmente alla perfezione. Questa è la vite che andava poi a fissare diciamo, l'elemento qua in legno che deve essere fissato sotto sulla trave principale sotto.
quindi deve passare tutto l'isolamento, trova il punto chiodo e trova poi le perline e il travetto sotto e si fissa dentro le perline e i travetti. Sopra abbiamo messo poi l'ultimo strato di OSB e poi abbiamo messo il tetto, la lamiera, il tetto di copertura. Questa è la presa d'aria sotto per la ventilazione e poi sopra c'è quella di sfogo della ventilazione del tetto, della copertura. Il tetto, un tetto in lamiera e via. Questa è la posa dei serramenti. Ecco, vedete il serramento che sborda fuori rispetto al muro, gli si va contro con un 20, però resterà fuori un pezzettino. Ecco, importantissimo quando si mette la schiuma che adesso è una schiuma elastica, cioè non è che uno la mette la schiuma e poi la taglia, no, per fare le cose bene la schiuma deve essere spinta dentro in maniera tale che non ci siano tagli, ma che resti sigillata bene dentro, dopo si mette il nastro di tenuta all'aria così ancora fuori, resta perfettamente sigillata, ma anche la schiuma le resta sulla sua pellicina senza averla rovinata, senza averla tagliata. Sono particolari che sono comunque interessanti. Qui la posa del cappotto, il cappotto va posato naturalmente secondo le indicazioni della direttiva e di Cortex, ormai è risaputo da tutti, la misurazione sempre del cappotto. Ecco, un'altra cosa che va fatta per Casa Clima, tutte le cose che possono essere misurate devono essere misurate e fotografate, quindi anche qui la documentazione fotografica diventa infinita tante volte, quindi è una cosa importante comunque da fare. Qui abbiamo fatto l'elemento, la prova a strappo del cappotto per vedere se effettivamente era attaccato bene all'elemento in legno, visto che andava bene abbiamo poi fatto il discorso senza problemi. Questo è l'auditore che è uscito a fare la verifica quando stavamo posando il cappotto e anche lui verifica, misura, fa il report e lo manda in agenzia. Se funziona tutto, alla fine i problemi non ci sono. Se c'è Nel qualcosa che caso non non va. dovesse funzionare, cosa succede? In questo E, caso che si sta in cantiere. in caso che se non funziona bisogna sistemare, se l'agenzia arriva su, se l'auditore trova qualcosa che non funziona, dice il cappotto non è stato posato nel verso giusto, piuttosto che deve per forza essere rimesso a posto, se no non rilascia la certificazione alla fine. Quindi Quindi è deve essere conforme importantissimo. a progetto e realizzazione. Assolutamente, ci deve essere l'assoluta conformità tra progetto e realizzazione, insomma. Quindi per quello che ogni cosa viene misurata, ma anche addirittura lo spessore del serramento, quanto il serramento, il profilo del serramento, il serramento si vede al di qua del cappotto, anche quello viene misurato perché nel programma va dentro quella distanza lì. Quindi è veramente certosino il discorso alla fine. Certosini. Esatto, questo qua, ecco un'altra cosa per quanto riguarda il discorso della tenuta all'aria, se si fa un foro o se si fa una scanalatura all'interno di una parete in cotto, chiaramente dietro va intonacata tutta, se no da lì passa continuamente aria. Quando io faccio il blower mi tira dentro aria, quindi devo per forza chiuderlo. Quindi vedete dietro a tutte le scanalature che sono fatte sono state intonacate. Questo tappo che vedete è un elemento che va verso l'esterno, quindi questo corrugato va verso l'esterno. Questi qua non sono stati tappati perché sono elementi interni, quindi non mi interessa che internamente possa girare aria, l'importante è che non vada a prendere aria verso l'esterno, quindi questo qua deve essere tappato dentro e fuori, in maniera tale che non ci siano problemi. Quindi sono tutti piccoli particolari che però sono quelli importanti. Questa è la zona dell'impianto, quindi c'è una pompa di calore di circa 5 kW, internamente c'è questo bollitore da 500 litri, anche qui funziona tutto solo ad aria, quindi c'è uno scambiatore di calore al piano, da lì partono le diramazioni della ventilazione meccanica che porta nelle varie stanze il caldo o il fresco, insomma. Questa è la ventilazione meccanica che c'è sotto con gli elementi da mandare ai vari piani. Un'altra cosa importante, quando isoliamo le tubazioni, cioè non mettiamo sui 3 mm, 4 mm di isolamento, la tubazione deve essere isolata in maniera importante. Qui vedete che c'è già un tubo che è già isolato di se stesso, però l'abbiamo risolato un'altra volta perché è importante che quel poco liquido che corre, caldo o freddo, non crei problemi, insomma, soprattutto che non disperda, perché sennò diventa un problema perché tutto l'impianto è dimensionato in maniera tale da funzionare al meglio, insomma, quindi se pensiamo che fuori facciamo cappotti da 20 cm, poi mettiamo la temperatura è una temperatura di 20 gradi che abbiamo dentro,
Qui ci sono temperature che girano magari di 50-60 gradi e abbiamo su 2 centimetri, non è il massimo della vita, insomma. Ecco, questo qua è un po' il fabbricato finito, questo era come era prima, questo è come è adesso, questa è la targhetta e questo è il certificato, il blower d'oro. Vedete, 0,34 è il valore. Ecco, 0,34 vuol dire comunque che in quel fabbricato qua io ho un foro di circa 10 cm per 10 cm. Vuol dire che in giro ho tanti spifferini, magari di 1 millimetro per 5 cm, che messi tutti assieme mi danno un foro di circa 10 cm per 10. Ecco, tenete conto che ci è capitato di fare un collega che sicuramente magari mi sta anche ascoltando, che ha fatto delle prove dove ha trovato fori messi tutti assieme da 70 cm per 60 cm. Questo qui vuol dire avere una finestra aperta costantemente tutto l'anno di 60 cm per 70, quindi capite che la differenza è importante. Quindi quando si ha un valore N50 così basso, effettivamente il fabbricato da quel punto di vista lì è stato realizzato in maniera corretta. Questa è la targa e il certificato. Penso che questa sia l'ultima, è l'altro edificio che è anche questo, un altro edificio sempre di un edificio degli anni 60 che abbiamo sopralzato sempre con una struttura in Ixlam. E anche questo è stato certificato, mancano alcune finiture qua esterne, però è stato certificato anche lui in classe Gold e questo anche lui ha addirittura un N50 di 0,22, quindi qui siamo stati ancora forse più bravi che dall'altra parte, però vabbè, siamo sempre sotto lo 0,60 previsto dalla norma e anche questa è una Gold. Quindi è importante dal mio punto di vista. Sarebbe più semplice demolire e ricostruire probabilmente, però se demoliamo e ricostruiamo vuol dire che demoliamo, produciamo anche una quantità di macerie importanti che dobbiamo comunque smaltire. Qui abbiamo cercato di tenere il più possibile la struttura e fare quello che dovrebbe essere fatto per restituire un edificio che è praticamente un edificio nuovo, insomma, alla fine della fiera, però con delle caratteristiche prestazionali decisamente importanti. Insomma. Ecco, anche qui siamo con valori di 6 kW per metro quadro anno, quindi sono valori veramente interessanti. Io credo di aver finito. Io però ho alcune domande ancora per lei. Allora, la prima, visto che stava parlando di tenuta all'aria, ci chiede come viene risolta la questione dell'aerazione e dei fori per la reazione Certo. dei locali con le fiamme libere, quindi ad esempio la cucina. Perfetto. È la classica domanda. Chiaramente in un fabbricato di questo genere fori c'è la possibilità di avere dei fori, cioè degli apparecchi che possono anche chiudere quei fori lì, però in fabbricati di questo genere si utilizzano quasi sempre, e in questi che abbiamo fatto noi abbiamo sempre utilizzato poi fornelli di induzione, di conseguenza non c'è la necessità di avere metano. Non ho la necessità di fare degli sfiati particolari, quindi eventualmente l'aspirazione, la cappa è una cappa a carboni attivi e poi sopra diciamo nella zona della cucina ho l'estrazione della ventilazione meccanica, quindi ho sempre comunque, tenete conto che la ventilazione meccanica con il recupero di calore immette aria pulita, calda e fresca nei locali nobili, quindi nelle stanze e nei soggiorni, e estrae dai bagni e dalla cucina. Quindi in cucina e nel bagno io ho l'estrazione totale di tutto il volume d'aria che io sto inserendo dentro come aria nuova. Quindi teoricamente con una cappa a carboni attivi, non teoricamente, praticamente con una cappa a carboni attivi e l'estrazione della ventilazione meccanica mi tiene costantemente pulito il locale. Però chiaramente ho un fornello induzione, non ho un fornello con la fiamma libera, se no sarei costretto a fare per forza i fori che mi dicono di fare. Quindi assolutamente, per quanto mi compete, per quanto ne so e per quanto in casi di fabbricati di questa portata non è pensabile mettere il metano, insomma. Quindi il metano non ce n'è da nessuna parte. Tenete conto che abbiamo una pompa di calore in quello che stiamo facendo da 1,5 kW
ed estate con la pompa di calore lì mi fa l'acqua calda gratis, perché nel frattempo che sto raffrescando un po' l'appartamento tiro dentro l'aria calda che mi va a fare il ragionamento con l'inverter riscaldare l'acqua calda, insomma. Quindi sono veramente fabbricati ad altissima efficienza, cioè qui basta proprio veramente un po' di lumini, un phon per scaldare una casa di questo tipo, questa qua, che vedete, la potete scaldare con un phon da 2000 watt, insomma, cioè è proprio una cosa. L'unico problema che hanno è che bisogna stare attenti d'estate, perché se d'estate entra il caldo diventa un casino, poi parte chiaramente l'aria condizionata, però diventa un problema perché il caldo non va più fuori. Ecco, vi volevo solo far vedere per ultimo, vedete non so se vedete quei cornicioni qua alle finestre, è quel famoso discorso che abbiamo dovuto fare per poter avere il frangisole che non mi impedisce di avere i 20 cm di polistirolo dietro, insomma. Quindi non ho nessun ponte termico neanche lì, insomma. Ancora diverse domande, tra l'altro. Allora, ci chiedono quant'è il ricambio d'aria della VMC. Prima però di rispondere a questa domanda, a me è capitato, non so se mai è capitato a lei, di vedere delle case passive, tra l'altro in Grecia, Sì, dove praticamente i committenti hanno voluto avere il caminetto. ecco, sì, E si quello può è un fare anche problema lì, abbastanza grosso si alla può fine. fare, Ecco, però però si diventa può un fare, però problema. si può Sì, fare. sì, sì, assolutamente si può fare, anche qua da noi lo potremmo fare. Il problema qual è? Che deve essere però un caminetto fatto per questi fabbricati, quindi ha sicuramente il vetro davanti che Sì, chiude ermeticamente e l'aria la prende direttamente dall'esterno in maniera tale che il flusso d'aria che serve per la combustione c'è perché viene preso direttamente da fuori e internamente è praticamente a tenuta stagna, quindi perché se no con la ventilazione diventerebbe un problema, tirerebbe infatti. dentro il cubo da tutte le parti, insomma. Quindi deve per forza esserci davanti un qualcosa quindi uno sportello a tenuta d'aria che chiude insomma il discorso. Quindi Allora, è importantissimo quello. assolutamente. Un paio di domande ancora, architetto. Allora, come le avevo un po' anticipato, ci chiedono qual è il ricambio d'aria della VMC, se è 0,3 o maggiore. Come calcolo per l'agenzia va dentro 0,5, dopodiché Ok, va bene anche, diciamo che 0,3 va comunque bene. Insomma. Quando si fa il calcolo si mette dentro lo 0,5, quindi il ok, calcolo è perfetto. quello. E poi arriviamo alla fatidica domanda che lei immaginerà cosa Del sto per costo. chiedere. I costi. Allora, perché è la classica domanda che viene fatta. Allora, Esatto. riferimenti di costi, eventualmente dell'edificio, ma a me interessava anche capire quanto costa la direzione lavori in edifici di questo tipo. Ecco, cioè se riesce eventualmente a Sì, sì. scorporare così indicativamente, Ma, perché per quanto riguarda quei due lavori qua, quelle due case che abbiamo sistemato, che sono villette singole di proprietà di chi ci abita adesso, insomma, alla fine, il problema è come si fa l'appalto. Qui abbiamo cercato chiaramente di andare incontro chiaramente ai clienti e cercare di scorporare il più possibile l'appalto in maniera tale da cercare di risparmiare il più possibile. Diciamo che comunque siamo nell'ordine dei 1.200 euro a metro quadro come costo del fabbricato finito, escluso chiaramente tutta la parte riferita agli oneri di urbanizzazione che sono da pagare, piuttosto che alla progettazione e direzione dei lavori. Progettazione e direzione dei lavori, adesso non so, i colleghi che mi stanno sentendo come la gestiscono loro. Diciamo che i- per me, che ormai li sto facendo non è che ne abbia fatte tante, però qualcosina abbiamo fatto in questo senso. Che pesa tanto è la direzione lavori, perché la progettazione alla fine, se ne hai fatte qualcuna, ti viene via quasi naturale, no? Se c'è qualcosa che non va al primo momento, nel senso che quando facciamo le verifiche agli elementi finiti,
che c'è magari qualcosa che non torna sulle temperature superficiali, si fa anche alla svelta a trovare il sistema per sistemarle, e dal punto di vista progettuale diciamo che ci abbiamo fatto su un po' la mano, un po' l'occhio, e andiamo via in maniera abbastanza veloce, tra virgolette, a parte i particolari che sono da fare ogni volta. La Certo. direzione dei lavori invece è, secondo me, la parte più impegnativa, e qui riscuoterla fino in fondo effettivamente è un problema, perché comunque la parte più importante è la presenza in cantiere, cioè la Infatti. presenza in cantiere per vedere tutte le parti che devono essere viste e fotografate. Cioè, se quando mi capita, che sono capitate poche volte, quindi vuol dire partire all'inizio con l'impresa e chiarire con l'impresa tutto quello che uno ha in testa e come deve essere condotto il cantiere. Quindi se ci sono alcune parti che devono essere viste e fotografate, se devono essere viste e fotografate, io le devo vedere, le devo fotografare. Se arrivo in cantiere che le trovo chiuse, mi dispiace per loro, ma tirano giù e mi riaprono, io devo fotografare per forza, perché voglio vedere cosa ho fatto sotto. Cioè non Certo. posso arrivare alla fine, fare il blower door, quando magari ho già giù il pavimento e non riesco più a rientrare nei parametri che devo rientrare, insomma. Quindi è indispensabile avere un feeling con l'impresa, che poi una volta che si rendono conto di come funziona, ti chiamano loro 500 volte, quindi è più le volte che bisogna andare in cantiere per far capire, no, forse è meglio far così che cos'ha, in maniera tale che ci sia comunque sempre il controllo del cantiere. E questo tante volte non viene chiaramente, non dico tante volte, non dico sempre, ma non viene quasi mai riconosciuto da parte del cliente, insomma. Però cioè, uno che ci crede non riesce poi a non farle quelle cose qua, insomma, a non Infatti. andare a vedere, insomma. È un po' un problema, cioè in effetti il problema è che noi non siamo costretti, lo vogliamo fare perché lo vogliamo fare, e la certificazione te lo chiede questa precisione. Se ci fosse dall'altra parte, quindi se ci fosse da parte dell'ente pubblico, quindi per noi CENED, la stessa richiesta, probabilmente ci sarebbe un ragionamento diverso, insomma, no? Però se dall'altra parte non ti chiedono il blower door, e quindi che sia 2, che sia 4, che sia 10, che sia 15, va sempre bene, che tanto non te lo verifica nessuno e tanto non lo devi mettere da nessuna parte, capite che a un certo punto l'andare in cantiere chi se ne frega, cioè, a parte le certificazioni fatte con Groupon, però il discorso è ben diverso, insomma. Quindi bisognerebbe che anche da parte dell'ente pubblico, quindi da noi in regione piuttosto che nelle altre regioni d'Italia, Certo. ci fosse almeno l'obbligo del blower door. Ecco, ci fosse Sì. quello, probabilmente qualche orecchio comincerebbe a fischiare in maniera diversa, insomma. Avremo forse un patrimonio edilizio diverso, insomma, dal punto di Decisamente, decisamente, perché li stiamo vedendo anche nei fabbricati nuovi, cioè quando si Infatti, fanno i questo è il blower door, problema. che sono blower door scadenti, sarà anche un edificio in classe A4 sulla carta o A3, ma dal mio punto di vista è un edificio in classe forse B o forse C di Casa Clima, cioè capite che è un conto pagare l'oro per oro, è un conto pagare l'ottone per oro, no? Cioè l'ottone lo si paga per ottone, non per oro. Quindi questo è un po' il problema, insomma, alla fine. Dopo uno ci crede oppure non ci crede, va avanti a fare quello che ha Io credo sempre che fatto senza problemi. con la presentazione che lei ha fatto oggi ha fatto vedere che è possibile, che se uno ci crede poi alla fin fine i risultati vengono, per quanto possa esserci una marea di lavoro alle spalle, di attenzione, di cura del dettaglio, non tanto nel progetto come diceva lei che dopo un po' diventa quasi automatico, anche se quando si parla di, appunto, di progetti di riqualificazione, ogni progetto è un progetto a sé Esatto, stante esatto. e bisogna tener conto questo. Si possono avere tutta una serie di esempi alle spalle, ma ogni volta ci si trova di fronte a delle novità, come ad esempio nel progetto appunto di cui ha parlato appunto all'inizio con il taponamento interno appunto che lei non aveva ancora appunto mai Esatto, esatto. comprato, insomma. Ecco, quindi l'importanza alla fin fine della direzione lavori, dell'essere in cantiere, del curare il dettaglio, poi porta a questi risultati. Io ho un'ultima domanda proprio a Dica. battuta perché è arrivata proprio adesso, non vorrei appunto non
non dar risposta a questo nostro collega che è collegato online. Ci chiede se ci sono dei dispositivi particolari per gli scarichi dei VC in queste case. Diciamo in questo caso no, perché abbiamo portato il coso vanno al tetto, quindi diciamo il sifone che c'è all'interno del VC piuttosto che nei lavandini o roba del genere ci consente di poter fare il blower door senza grossi problemi, insomma. Però volendo, ci sono delle valvole che possono essere montate tranquillamente e quando apre il VC la valvola, diciamo, si apre e come si chiude il discorso del VC, quindi fa entrare l'aria direttamente diciamo, dalla stanza a questo punto, potrebbe essere tranquillamente dalla stanza, addirittura dal bagno, e che consente all'acqua, allo sciacquone, diciamo, di scendere, perché il problema lì si potrebbe creare una depressione e quindi creare dei problemi per il riempimento poi l'ulteriore riempimento del sifone. Quindi alla fine ci sono comunque quelle valvole lì che possono essere montate tranquillamente, insomma. Normalmente quando si riesce, quando si può, vale la pena portarli a tetto. Da ricordarsi sempre che ogni volta che noi usciamo fuori in copertura piuttosto che in facciata con qualsiasi tipo di tubazione, tipo quella tubazione della presa d'aria e della ventilazione meccanica che può essere in facciata, ricordiamoci sempre di sigillare in maniera perfetta il foro, in maniera tale che non tiri dentro aria quando facciamo il blower. Quindi le sigillature, le nastrature, quelle cose lì devono essere fatte in maniera corretta. Ripeto, fare una casa fatta come è stata fatta qua da noi e una casa fatta male, il lavoro è sempre lo stesso, è solo e soltanto la cura di chi sta facendo il lavoro, essere attento a posare il nastro bene o a posare il nastro male. Se è posato male, come non averlo posato, quindi me lo fanno pagare lo stesso, soltanto che è posato male e quindi non va bene, insomma. Invece se si sta un attimino attenti, è proprio una questione di attenzione, perché non è una casa, cioè non è non so, un'astronave o la stazione spaziale, è una casa normalissima. C'è solo stato un pochino più di cura nel posare alcune cose, insomma. Dopo vedi spessore dei cappotti, cioè non sono magliette come dice No, qualcuno no, kicker, ma sono sicuro. cappotti, insomma, ecco, quindi 20 centimetri è il minimo, insomma, che si deve utilizzare per certe cose, insomma, dopo il 20 più qualcosa d'altro. Abbiamo fatto anche un'altra casa gol nuova con un cappotto da 28 centimetri, insomma, quindi alla fine è tutto da capire, ma lì anche in funzione della forma, per esempio, della casa. La forma della casa può influenzare sullo spessore del cappotto perché c'è un rapporto tra il volume e la superficie disperdente che cambia, no? Quindi più il volume è compatto, più riesco a tenere dentro il mio caldo, diciamo, e più il cappotto mi si restringe. Più il volume è un volume così frastagliato, più aumenta il rapporto S su V e più io devo aumentare per cercare di arrivare ai risultati che pensavo di arrivare, insomma. Quindi uno parte dal cappotto da 24, dice non ci sono, 26 non ci sono, siamo arrivati a 28, insomma, per dire, insomma. Ed era una casa più o meno con le stesse caratteristiche di questa, insomma, come discorso. Questa qua è molto compatta, quella là era una villetta, chiamiamola così, molto più, un pochino così, un pochino più elaborata dal punto di vista delle forme, insomma. Certo. Va bene, architetto. Allora, io intanto la Ok, ringrazio, io soprattutto vi con... ringrazio, No, io ringrazio ringrazio. lei fondamentalmente per aver condiviso innanzitutto la sua esperienza con tutti noi, perché non è tanto far vedere, sicuramente anche far vedere cosa è stato realizzato, cosa si può realizzare, ma soprattutto è condividere esperienza e passione, che fa capire poi anche che i risultati si ottengono. Come diceva lei, lei ha riassunto tutto in una parola che è attenzione.
Attenzione, cura del dettaglio, ai particolari e quant'altro, insomma, quindi così si ottengono i risultati. Per cui io la ringrazio ancora una volta, quello è sicuro, e poi io ringrazio anche tutti quelli che sono stati collegati con noi fino adesso, che hanno naturalmente partecipato a questa web conference, e ai quali naturalmente do appuntamento a tutti gli altri appuntamenti che noi, tutte le altre web conference che noi stiamo promuovendo in questo periodo già appunto da domani, e anche quelli della prossima settimana. Invito naturalmente a tenere controllato tutti gli appuntamenti sul sito di Eventbrite e quindi quello di Edicom Eventi in particolar modo, e quindi ci rivediamo naturalmente alla prossima web conference. Auguro a tutti una buona serata e anche a lei architetto. Grazie ancora. Grazie ancora a voi a Zero e a Edicom Edizioni, grazie. Grazie a lei architetto, buona Buona serata a tutti. serata, grazie.